Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia da oggi è in zona gialla e vede anche il debutto con una settimana di anticipo rispetto al resto del paese del Super Green Pass, una doppia novità che rischia di generare un po' di confusione tra i cittadini, oltre che tra chi deve occuparsi dei controlli della certificazione verde. In attesa del punto tra il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e i prefetti per discutere dell'inasprimento delle verifiche da parte delle forze dell'ordine sul Super Green Pass, ciò che balza all'occhio è che non molti cittadini della nostra regione stamattina sono usciti di casa con indosso la mascherina, che in zona gialla è obbligatorio utilizzare anche all'aperto. Per quanto riguarda la certificazione verde rafforzata, chiesta ed ottenuta dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, è da oggi necessaria per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Teatri e palasport, grazie al Super Green Pass, potranno mantenere la capienza fissata per la zona gialla. Le limitazioni in generale riguardano di fatto i non vaccinati. I guariti dal Covid da meno di 6 mesi e gli immunizzati nei 9 mesi precedenti non subiscono restrizioni, fatta esclusione per l'obbligo di mascherina all'aperto. Per accedere alle mense e negli hotel basterà possedere il Green Pass base. Con il Green Pass base, ottenuto attraverso il tampone negativo, si potrà andare al lavoro, in palestra, in piscina, negli impianti sciistici, nei musei. Resta il tema dei controlli. Per dimostrare di essere guariti dal Covid è sufficiente esibire il certificato di avvenuta guarigione. Per certificare la vaccinazione serve la versione cartacea del Green Pass o quella digitale disponibile su app come Io ed Immuni. Si attendono le FAQ del governo sulla situazione particolare e specifica del Friuli Venezia Giulia per fare chiarezza sugli aspetti ancora non definiti. Dai controlli del Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia ha parlato l'assessore regionale alla sicurezza Roberti. Lo ha intercettato per noi Andrea Pierini a conclusione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di questa mattina a Trieste. In questa prima settimana di applicazione del Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia ci sarà tolleranza nei controlli per le oggettive difficoltà tecniche nelle verifiche, ma sul rispetto dell'obbligo di mascherina all'aperto non si transige. Così l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti a conclusione della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Trieste. Senza l'introduzione anticipata del Super Green Pass noi saremo in zona gialla appunto e quindi sappiamo già che ci sarebbe stato un effetto sulle capienze di teatri e di tante altre entità, ma degli stessi ristoranti che avrebbero potuto prenotare massimo tavoli per 4 persone. L'introduzione anticipata però crea anche dei problemi ovviamente, prima di tutto quello informatico con la difficoltà di adeguare il sistema informativo da parte di Sogei dividendo il Green Pass standard da quello super, quindi per questa settimana ovviamente ci sarà della tolleranza, nel senso che ci cercherà di trovare tutti gli strumenti possibili per verificare se la persona ha il Green Pass da vaccinazione o da tampone. In più siamo già unica regione in Italia, zona gialla, e quindi assolutamente la mascherina va messa anche all'aperto, anche perché se il tema nei ristoranti, nei mezzi di trasporto pubblico, negli esercizi commerciali è quello del controllo a campione, è chiaro che vedere una persona senza mascherina la si nota subito e quindi la sanzione arriva immediata. Durante la riunione del comitato non si è affrontato il tema dei controlli al confine, ma, afferma Roberti, la questione resta centrale. Abbiamo 15.000 persone che vanno e vengono ogni giorno per motivi di lavoro e di studio dalla Slovenia, un territorio che purtroppo in questo momento è martoriato dalla pandemia con un tasso di vaccinazione ancora molto ma molto basso, e quindi questo è un tema che rimane. L'assessore Roberti ha sottolineato l'importanza della vaccinazione, precisando poi che è troppo presto per valutare l'effetto dell'introduzione del Super Green Pass sulle prenotazioni, in particolare della prima dose. Le vaccinazioni continuano, le prenotazioni continuano anche le prenotazioni forti sulle terze dosi, e quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. C'è ancora tanto da fare, è difficile già valutare un effetto ben preciso su un provvedimento che in fondo è arrivato soltanto qualche giorno fa. Le prossime 48 ore saranno quelle chiave per capire come le forze dell'ordine potranno agire in Friuli Venezia Giulia per controllare il Super Green Pass. La situazione oggi resta fluida. Domani a Udine si riunisce il Comitato sull'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Vediamo. Situazione ancora fluida sul fronte controlli del Super Green Pass in Friuli Venezia Giulia nel primo giorno di applicazione delle nuove normative in concomitanza con l'avvio della zona gialla.
Per capire come le forze dell'ordine dovranno organizzarsi localmente per gli accertamenti è previsto un vertice in videoconferenza questa mattina tra i coordinatori delle prefetture regionali e il ministro Lamorgese. Sarà un momento in cui saranno fornite indicazioni importanti per avviare il monitoraggio sulla popolazione. A seguire ogni singola provincia organizzerà un comitato per l'ordine e la sicurezza, cui prenderanno parte le forze dell'ordine. Per Udine il comitato, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello, prenderà avvio domani alle 16. Nel frattempo, per prime in Italia, da oggi le forze di polizia hanno la possibilità di controllare il corretto indosso della mascherina anche all'aperto. Sul fronte Green Pass cartaceo digitale, che saranno entrambi controllabili dalle forze dell'ordine, insieme al documento di identità personale, la situazione al momento resta fluida. 215 persone e 54 tra esercizi pubblici e commerciali sono stati controllati nel fine settimana dai carabinieri del Comando Provinciale di Udine per verificare il rispetto delle normative per il contenimento della pandemia. Non sono state riscontrate violazioni in merito a Green Pass, uso della mascherina e distanziamento, segno del grande rispetto e sensibilità dimostrati dalla comunità friulana. I controlli proseguiranno anche per il passaggio della regione in zona gialla, che implica l'adozione di nuove e più rigorose regole di comportamento. Siamo alla cronaca. Una persona è rimasta seriamente ferita questa mattina lungo la ex provinciale 19 a Grado per cause al vaglio dei carabinieri dell'Isola del Sole. Il conducente di una vettura che stava percorrendo l'arteria ha perso il controllo e l'auto è finita cappottata in canale a bordo strada. Sul posto i vigili del fuoco di Monfalcone insieme all'equipaggio di un'ambulanza e all'equipe dell'elicottero decollato dalla base di Campoformido. La persona è stata estratta dall'abitacolo e portata in ospedale. 5 auto coinvolte e una persona ferita in maniera lieve. È il bilancio di un incidente accaduto questa mattina lungo la A28 a Pordenone in carreggiata nord in direzione Conegliano. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Pordenone i veicoli sono entrati in collisione. Disagi per il traffico, sul posto i vigili del fuoco del capoluogo del Friuli Occidentale e il personale sanitario. Hanno utilizzato gli estintori installati nel posteggio coperto del centro commerciale Città Fiera a Martignaco dopo averli rimossi dagli alloggiamenti strappandoli, poi li hanno utilizzati spruzzando il contenuto contro le vetture in transito. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato la scena e la presenza di alcuni giovani. Sono in corso tutti gli accertamenti per risalire alla loro identità. Sul posto i carabinieri di Remanzacco. Ladri in azione nelle prime ore di oggi nello store di casalinghi e abbigliamento China Maze di Fiumicello Villa Vicentina. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso, sono entrati nel negozio e hanno rubato la cassetta dove viene conservato il contante. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai proprietari del punto vendita. Sogno americano Chapter 1 Ray, la prima parte di un trittico di spettacoli che il Teatro del Simposio dedica alla drammaturgia statunitense del Novecento, è arrivato al Teatro Verdi di Maniago. Vediamo. Benché programmato a febbraio 2020 e poi rinviato più volte a causa della pandemia, al Teatro Verdi di Maniago è finalmente potuto andare in scena per la stagione interregionale teatrale Sogno americano Chapter 1 con tutta quell'acqua a 2 passi da casa, parte prima di un trittico di spettacoli che il Teatro Milanese del Simposio dedica alla drammaturgia statunitense del Novecento. Selezionato dal Laboratorio di Idee Lombardo per la produzione e distribuzione di spettacolo dal vivo, Sogno americano Chapter 1 è, come accennato, il primo di 3 capitoli di un progetto dedicato ad altrettanti autori statunitensi, nella fattispecie Raymond Carver e poi Tennessee Williams e Truman Capote, per raccontare una società in bilico caratterizzata da luci ed ombre, ricchezza e povertà, amore e odio, alcol e sobrietà, fantasmi della notte ed angeli di giorno. I curatori Francesco Leschiera, che è pure il regista, Manuel Renga ed Ettore Di Stasio si avvalgono dell'interpretazione di Mauro Negri, Ettore Di Stasio e Greta Asia di Vara per raccontare un periodo che si riflette ancora oggi sulla società americana, con scenario un uomo ed una donna chiusi in un appartamento che fanno i conti con se stessi mentre fuori strombazza l'America degli anni 60 e qualcuno disperato invoca giustizia. E in chiusura allo sport, nel giorno in cui tutti si aspettavano una vittoria per celebrare al meglio il 125° compleanno della società, l'Udinese ha raccolto solo un punto in uno scialbo 0-0 contro il Genoa, deluso dal risultato Luca Gotti, allenatore bianconero, che sottolinea però come sarebbe bastato fare gol per cambiare completamente l'immagine di questa partita. È mancato di fare gol perché se chiaramente riesce a far gol la partita cambia radicalmente e era abbastanza
ovvio e comprensibile che l'importanza dei punti in questa situazione di oggi di classifica che fanno apparire i punti fanno apparire la classifica molto diversa, è ovvio che ci sarebbe stata una partita molto intensa, molto combattuta, grande intensità dentro il campo. I 2 volti sono un po' dovuti al fatto che nel primo tempo abbiamo lasciato un po' più di palleggio nella linea difensiva del Genoa per cercare di aprirci anche quegli spazi che magari sono più congeniali alle caratteristiche di alcuni giocatori nostri, e poi complice anche l'uscita di Pereira, e nel secondo tempo abbiamo cercato di dare molta più pressione alla loro metà campo, e da parte mia ho cercato di utilizzare un po' tutte le qualità e le caratteristiche della rosa. Le cose cambiano veramente se gli fai gol, se Pussetto controlla verso la porta quella palla invece di fare un controllo più largo, se Beto non prende il palo e va dentro, se qualcuno dei calci piazzati che abbiamo avuto ha miglior sorte, insomma, allora lì cambia molto la partita, altrimenti ti devi avere a che fare con una partita di grande intensità, di scontro fisico, di duelli. Il telegiornale termina qui, ma non perdete l'appuntamento che segue con A voi la linea. Buon pomeriggio.